Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, benvenuti al Circolo Sportivo Stella Azzurra. Si sta per disputare la 12ª giornata di Serie A, la prima partita di questa serata di Serie A di Lega Calcio 8 qui alla Stella Azzurra. Si affrontano il Footballate Roma Nord e il Cotton Club. Eusepi pensa al tiro, lo prova, deviazione! Miracolo sotto porta dell'estremo difensore. Bellissima uscita difensiva da parte del Footballate Roma Nord. Dall'altra parte Zamperini è un maestro, esce palla al piede, trasforma l'azione, prova il sinistro, troppo centrale, risponde Urtame. Direttore di gara che non fischia. Poi il tentativo di ripartenza del Cotton, magistrale con Rocco Giordano che serve il compagno che va sul gol dell'1-0, il vantaggio del Cotton Club con Andrea Cassimiri. In ripartenza la squadra di Pinna, fredda, il Footballate che aveva preso parecchio coraggio. Uscita di Colavita, palla al piede, con la suola, sempre il numero 11, fa tutto solo, poi chiede lo scambio. Il pallone di ritorno non arriva, piomba in area di rigore. L'intervento da parte di Pucci che mette in calcio. Rilancio lungo per Giordano, il controllo a seguire, poi il sombrero, un pallonetto. Ha cercato un gol sensazionale, time out da parte del Footballate. Offensiva, ribaltamento di fronte in cui Nolano può andare col piattone e quasi a botta sicura fa il 2-0. Si dispera il numero 24, non era neanche marcato, che va a staccare di testa, il pallone è morbido in direzione del gol del 2-0 da parte di Conti che si era guadagnato il calcio d'angolo. Realizza il raddoppio. Un po' ferma la difesa del Footballate, la grande fisicità del Cotton la porta sul 2-0. Colavita prova il numero su Nolano, gli riesce Eusepi in mezzo, grandissimo gol da parte di Mosca, 2-1, il Footballate riapre tutto dopo appena un minuto. Nolano, fraseggio corto che non riesce, Mosca ci prova! E sfiora davvero il pari e anche la doppietta personale. Nolano, pallone dentro per Cassimiri, doppietta personale, 3-1. Il Cotton Club segna il doppio vantaggio nuovamente a poco dalla fine della prima frazione. Matozzo chiede lo scambio, il sinistro dentro l'area di rigore, duetta perfettamente il numero 7 con il numero 5 Conti che gli serve l'assist del 4-1 per il Cotton. Uscita palla al piede della difesa del Footballate, Martino perde il pallone e quindi il piazzato da parte di Matozzo che termina fuori da buona. Blandino, il duetto con Matozzo, super risposta da parte di Urtame dopo la deviazione. Matozzo, cambio gioco per Blandino, di prima Blandino per Giordano, col tacco per Blandino, la deviazione non basta per negare il quinto gol al Cotton Club. Sul velluto ora la squadra di Pinna. Blandino, Eusepi ci pensa, poi effettua il tiro, Santarelli fa il miracolo davanti al portiere, nuovamente Santarelli nega il gol a Martino, la spara via e finisce qui il match. Il Footballate Roma Nord cede ai campioni d'Italia del Cotton Club che passano 5-1 alla Stella Azzurra.